veramente salutare e ringraziare con tutto il nostro cuore la nostra preside, Antonella Di Bartolo, perché lei ci ha dato in realtà uno spunto, perché abbiamo fatto noi a ottobre una manifestazione meravigliosa allo Sperone. Noi siamo intanto 3 docenti dello Sperone, siamo orgogliosi di essere docenti dello Sperone, veramente felicissimi di questa realtà, ci sentiamo veramente parte integrante della comunità. Abbiamo fatto una manifestazione meravigliosa per le Rosalie Ribelli e noi come docenti volevamo dare il nostro contributo per comunque realmente esprimere la nostra voglia di essere con il quartiere, di essere con i ragazzi, e quindi attraverso la musica, che comunque è un'espressione universale, trasmettere tutto la nostra grande gioia e emozione di essere docenti della scuola dello Sperone Pertini. Grazie a tutti i presenti. Grazie anche ai custodi di questo meraviglioso chiostro del Benedettini, al nostro fonico, e a tutti. Grazie. Non si dimentichi qualcuno. A scuola, dentro e fuori dalle aule, succedono delle cose bellissime e capita che anche i nostri insegnanti scoprono dei talenti o mettono insieme dei talenti e che li rendono ancora più forti, più belli, più felici, anche con delle prospettive meravigliose davanti. L'idea di questo trio nasce in seno alla manifestazione Il Carro Risorto delle Rosalie Ribelli. Questi 3 musicisti meravigliosi, che sono anche degli stimatissimi insegnanti, e si sono esibiti in quell'occasione il 25 ottobre del 2024 con un Nessun Dorma meraviglioso, emozionante, e poi sono ritrovati insieme a mettere su un trio che suona, canta in maniera spettacolare. È per noi un grande orgoglio che sia nato all'interno delle aule dell'Istituto Comprensivo Statale Sperone Pertini, e perché no, anche con una piccola mia spinta.